Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spazzaciomercato, Batman napoletano, come state oggi? Spero tutto bene. Allora oggi scusate se in questi giorni sto facendo uscire sempre video serali, ma veramente oggi ho pochissimo tempo per registrare i video, quindi preferisco farli uscire sempre verso le 9 o alle 10. Questo video per esempio uscirà alle 10. Allora oggi pronostico delle partite di Serie A. Piccola parentesi prima di incominciare, non uscirà il post partita del Milan e dell'Inter perché sto per morire di sonno, quindi intanto vi dico che per esempio il Milan sta perdendo 1-0, mo stanno facendo l'intervallo Milan e Como. Como sta vincendo 1-0. Vabbè, prima partita Sassuolo Verona, prima partita di Serie A della 26esima giornata, mancano 12 giornate alla fine, stiamo proprio quasi alla fine, veramente qua giù. Vabbè, Sassuolo Verona, X 0-0. Juve Como, ricorda che all'andata il Como vinse per 2-0, ma i due gol li fece entrambi Nico Pazza, ma non mi voglio dire una bugia, però se non mi sbaglio li ha fatti proprio Nico Pazza 2, ma vabbè, secondo me ci sarà un bel... Vedendo il Como, quello che sta facendo in queste ultime 2 o 3 partite, nelle ultime partite, secondo me, da spuntare, ma per poco, la Juventus, quindi un 1-0 secco, gol di David, secondo me. Lecce Inter, secondo me vince 0-1 Inter, ma proprio di fortuna, ma proprio il 0-1 proprio lo sarà tipo là verso la fine, lo andrà a segnare secondo me Di Marco. Cagliari Lazio, partita per la Lazio molto tossica da sottolineare, e secondo me va giù, l'andrà, non vi voglio dire un pareggio, però né una vittoria né una sconfitta, quindi il gol di entrambe le squadre. Secondo me per la Lazio andrà a segnare Maldini, e per il Cagliari Belotti, sempre se gioca, che se non mi sbaglio in ballottaggio. Genoa-Torino X0-0, Atalanta-Napoli, big match di giornata e forse pure unico big match di giornata. Fatemi controllare un attimo. Sì, unico big match di giornata, che si giocherà domenica alle 15. Andrà a vincere il Napoli per 2 gol, 0-2 per il Napoli. Vanno al gol Vergara e Alisson Santos su assist di come si chiama il giovane. Milan-Parma 1 Leao. Roma-Cremonese domenica 20:45, X2 pareggio, vittoria della Cremonese. Se vince la Cremonese sarà di poco, massimo un gol di scarto. Fiorentina-Pisa, big match delle piccole squadre, no, delle piccole squadre, delle squadre lottare per non retrocedere in serie. Secondo me un 1 va al gol per la Fiorentina. Ken, Bologna Udinese, ultima partita che si giocherà lunedì alle 20:45. 2 Soletta, marcatore Soletta, andrà a fare 2 gol, quindi 0-2 per l'Udinese. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Vi ricordo che questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football, il canale WhatsApp Mondo del Calcio, e in descrizione community di WhatsApp. Ciao, a Giuni.